Alla Sciorba di Genova si affrontano Caderissi e Atletico Quarto. I padroni di casa vogliono vincere per restare saldamente in zona playoff, mentre gli ospiti provano a dare continuità alla vittoria nel derby contro il Vecchio Castagna. Rivediamo grazie a replayer i gol della partita. Il primo porta la firma di Bettalli, che sul cross del compagno raccoglie la respinta difettosa di un difensore del Caderissi e mette in porta il gol dell'1-0. Siamo al 15°, ma 3 minuti più tardi il Caderissi trova l'immediato pareggio. Si fa sorprendere la difesa ospite da Hernan Garin. Il giocatore in maglia biancorossa deposita in porta un gioco da ragazzi per l'ex di Savona e Virtus Entella. 1-1 alla Sciorba di Genova, e al 45° l'imbucata di Garin per Cavallo viene deviata in porta dallo stesso Cavallo, forse complice una deviazione di un difensore ospite. Fatto sta che il risultato va sul 2-1 e nel secondo tempo il terzo gol lo sigla il capitano Bucchieri direttamente sul cross dalla destra, la rete che chiude virtualmente la partita. 3 punti per il Caderissi, che rimane a ridosso delle prime due posizioni dove si trovano Prieruggia Gimora e Ampi Casassa, e non smette di sperare nella rimonta.